L'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle, diretto da Anna Cangarrossa, vince il primo premio nazionale per il concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione, del Merito e dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti sul tema la libertà di informazione nel processo di crescita dei giovani, con la seguente motivazione: l'elaborato, rappresentato da un prodotto multimediale, offre interessanti riflessioni sul ruolo dei giornalisti per combattere la disinformazione causata dalle fake news. Il giornalismo che auspicano i ragazzi è quello che rispetta i diritti e la dignità delle persone, senza sensazionalismo, che segue un codice deontologico ispirato all'articolo 21 della Costituzione, quindi capace di fornire informazioni basate su obiettività e veridicità dei fatti e su principi etici e deontologici capaci di alimentare dibattiti a favore della crescita culturale dei giovani. Fin da piccoli ci avete insegnato a non dire bugie, a raccontare sempre la verità. Che anche da una piccola bugia possono nascere dissapori e litigi. Da grandi ci rendiamo conto, invece, di come le notizie false, immesse in circuito dagli adulti, abbiano lo scopo di disinformare e di quando la disinformazione, in taluni casi, si paga a caro prezzo. Soprattutto quando le fake news riguardano la salute. C'è anche detto che l'infezione da Covid-19 può essere contratta dal proprio animale da compagnia. Notizie smentite dal Ministero della Salute. Immaginiamo quanti cani e gatti per colpa di una fake news sarebbero stati abbandonati. A salvarci dalla disinformazione e dalle fake news c'è il giornalismo. Quello fatto di rispetto per i diritti e la dignità, senza sensazionalismo. Il giornalismo che segue un codice deontologico che si fa all'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Secondo il quale la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Così come i giornalisti devono osservare norme di legge dettate a tutela della personalità altrui e del loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Dal lato c'è il diritto dei cittadini a essere informati. Dall'altro il dovere del giornalista di seguire principi etici e deontologici. Corretta informazione accende il dibattito e contribuisce a formare opinioni che, seppur contrastanti, si fondano su argomenti reali e non su notizie false. E che la corretta informazione è un nostro diritto. Che la disinformazione danneggia le persone, le aziende e le società. Un mondo senza fake news è possibile. Un mondo sicuro che garantisce l'informazione corretta. Perché la libertà di informazione e di critica, oltre a essere il diritto insopprimibile dei giornalisti, si inserisce anche nella nostra crescita.